Dobbiamo aspettarci la risposta che gli ispettori inviati all'ULSS-2 raccoglieranno e ci faranno un panorama esatto di quanto accaduto e di quali saranno poi i provvedimenti che verranno a determinarsi a seguito di quanto raccolto dagli ispettori. Investigatori privati all'ULSS 2 per controllare che i lavoratori rispettassero gli obblighi contrattuali. Si muove anche la Regione Veneto con il direttore generale Giancarlo Ruscitti, che ha inviato a Treviso gli ispettori. A breve è attesa la relazione dell'ispezione che dovrebbe far chiarezza sul mandato che l'ex direttore Francesco Benazzi ha assegnato tra gennaio e dicembre 2025 all'azienda Global Investigazioni per un budget di 130.000 euro più IVA. Nei giorni scorsi l'ex DG ha spiegato come l'incarico sia stato affidato per verificare su specifiche segnalazioni il presunto comportamento infedele di alcuni dipendenti dell'azienda sanitaria che dopo aver timbrato il cartellino facevano altro. Un'indagine interna, ha detto Benazzi, anche per tutelare la stragrande maggioranza dei dipendenti che lavorano con impegno e competenza e rischiano di restare danneggiati da poche mele marce. Se e quante fossero queste mele marce e cosa esattamente abbiano fatto al momento non è noto. Di certo il ricorso ad un'agenzia privata di investigazioni ha sollevato una bufera, con i sindacati che chiedono chiarimenti ed un incontro con l'attuale dirigenza dell'ULSS 2, ma anche all'interno del Consiglio regionale con le richieste dei consiglieri trevigiani Niccolò Rocco di Azione e Rossella Cendron delle Civiche Venete. L'annuncio del dottor Ruscitti risponde al nostro desiderio di trasparenza. Non mettiamo in dubbio la legittimità dell'atto con cui è stata affidata un'indagine, ma sicuramente siamo di fronte a un'azione irrituale, motivo per il quale vogliamo capire di fronte a una spesa di denaro pubblico cosa abbia prodotto l'indagine. È giusto capire cosa abbia prodotto, dove si è andata a migliorare la qualità delle cure per i cittadini e soprattutto questo non deve diventare un modus operandi. Ricordiamoci che il tema del personale sanitario è il tema centrale per la cura, per cui se le risorse possono essere spese per altro forse è meglio. In più rimangono due questioni: la questione del trattamento dei dati che sono stati raccolti, come sono stati utilizzati, dove sono conservati, e in più assolutamente c'è la questione delle risorse. Sono stati impiegati più di 150.000 euro per un'azione investigativa. Siamo sicuri che non ci fossero altre modalità per ottenere lo stesso risultato?